Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il nostro Veneto Globe Sport. L'appuntamento è quello giornaliero dal lunedì al venerdì, sempre e naturalmente sulla nostra e vostra web TV, dove potrete trovare, dove avrete la possibilità di scaricare in versione on demand tutti i nostri appuntamenti, tutte le nostre interviste, i nostri reportage, le nostre telecronache. E allora andiamo a parlare di sport e vediamo subito le prime notizie. Notizia che ha tenuto banco già nei giorni scorsi, ma terrà ancora per un'altra tornata, e ci auguriamo che sia la tornata decisiva, quella più importante, quella di arrivare, chissà, in questo sogno al primo posto del campionato mondiale di volley femminile. La nazionale di Mazzanti continua a stupire, ci ha stupito ieri andando a eliminare, diciamo così, in casa il Giappone per 3-2. Oggi la partita contro la Serbia è ininfluente, siamo già alle Final Four e naturalmente ci sarà soltanto da capire e da vedere quale sarà la posizione finale. Ci auguriamo la più alta possibile, anche perché nel roster figurano 3 pantere che si stanno distinguendo, stanno giocando benissimo. La indiscussa prova, ma qui non avevamo dubbi, di Mochi De Gennaro, che ha continuato a volare per il parquet in tutti i frangenti della gara, poi una Anna Danesi che è considerata e è nella classifica delle migliori muratrici del torneo mondiale, quindi complimenti a lei, che è cresciuta moltissimo, e poi Silla che un anno fa non poté partecipare alla manifestazione europea per un caso di doping fortuito, brutto, la federazione non era riuscita a spiegare la cosa, di fatto che lei si era dovuta fermare. Invece adesso sta veramente come giocatrice nuova dell'Imoco Volley Conegliano, sta facendo la differenza anche in nazionale. In bocca al lupo, quindi vedremo quello che succederà. Dopo la bella prova anche della nazionale italiana di calcio, c'è anche la bella prova, o perlomeno c'è la vittoria importante 2-0 della Under 21 di Biagio, che ieri sera ha giocato a Vicenza. Andiamo in Serie A, perché dopo la pausa della nazionale si ritorna in campo il prossimo 20 ottobre con queste partite per iniziare: Roma-Spal, Juventus-Genoa e Udinese-Napoli. Mica male come inizio di giornata. In B invece in campo si andrà il 19, il giorno prima, venerdì, con una partita che precede le altre, anche il Derby Veneto, che si giocherà poi il 21 tra Venezia e Verona, mentre sabato in campo il Cittadella di Venturato contro il Brescia e il Crotone che affronterà il Padova, un Padova che si troverà uno stadio completamente rifatto, completamente nuovo. Finalmente potrà giocare nelle prossime gare le partite casalinghe appunto al suo vecchio stadio. Andiamo in Serie C, dove il girone B andrà in campo domani sera per un turno infrasettimanale con la capolista Pordenone, che sarà a Pesaro per giocare contro la Vis Pesaro. Le altre gare che ci interessano per quanto riguarda Venete Trevigiane, in questo caso stavo per dire, ma non ce ne sono, Venete e Friulane: Renate contro Virtus Verona, Sud Tirol contro Triestina, e alle 20:30 Vicenza-Monza, altro bel incontro tra se domenica c'era l'incontro tra, diciamo, miliardari, aveva titolato la Gazzetta, cioè Lovisa del Pordenone e Rosso della Diesel, adesso qui ci sarà il Vicenza Diesel sempre per quanto riguarda Rosso, e Monza vuol dire Berlusconi, vuol dire Galliani, vuol dire questo nuovo corso del Monza, quindi staremo a vedere. Andiamo in eccellenza, sì, andiamo da questa parte per l'eccellenza, siamo al girone B, sesta giornata che ha dato dei risultati non eclatanti, quasi confermati tutti sulla carta. C'è una partita che si dovrà rigiocare ed è quella tra Istrana e Liventina. Che cosa è successo? L'arbitro ha sbagliato, ha espulso un giocatore per somma di ammonizioni, sta di fatto che questo giocatore aveva un'ammonizione soltanto, l'arbitro dice di essersi confuso con il numero 2, questi erano i numeri dei giocatori dalla parte opposta, la confusione è stata totale, fuori il giocatore, l'Istrana, che ha perso sul campo dalla Liventina per 3-1, ha fatto ricorso e in effetti così si rigiocherà la partita. Oggi ci occupiamo di Porto Mansuè e Clisse, lo abbiamo già fatto ieri andando a sentire
Stefano Lombardi, il tecnico del Porto Mansuè, abbastanza deluso della prestazione dei suoi, ma soprattutto del momento e della panchina, che non è una panchina rifornita, che non è una panchina fatta di esperienza, tanti giovani ma manca un po' di esperienza. Allora invece sentiamo Stefano Della Bella, che è rimasto contento perché da Mansuè può aprire una striscia positiva. Stefano Della Bella. 3 punti importanti Della Bella qui a Mansuè. Importantissimi, volevamo un po' di continuità dopo la vittoria di domenica, ci siamo riusciti anche giocando anche a calcio, io direi, perché abbiamo fatto dei buoni fraseggi. Il primo tempo ci è mancato il passaggio finale, sia Janko che De Zotti avevano troppo incontro, non attaccavamo poco alla profondità e là abbiamo sbagliato e siamo stati un po' non siamo riusciti ad andare a calciare in porta, però il gioco giocavamo, riuscivamo a venire fuori, li avevamo bloccato bene lateralmente dove sapevamo che potevano farci male e dopo siamo ripartiti sempre, dopo siamo riusciti a sbloccare il risultato all'inizio del secondo tempo su un corner e abbiamo ribadito subito dopo e là secondo me è finita la partita, perché siamo riusciti sempre ad essere corti e a non scoprirci mai. Potevamo far meglio qualche contropiede, però sì, siamo sulla strada giusta, insomma. Bisogna mettere la determinazione e la cattiveria che ci abbiamo messo domenica, oggi, e tutti quanti, anche chi è entrato dopo, ha messo tutto e questo bisogna fare, non è che lo pretendo, però se vogliamo far punti questa è la cosa da fare. Concordo sulla visione della partita, un primo tempo dove magari c'era anche un po' di paura a scoprirsi da entrambe le squadre, poi avevo appena finito in telecronaca di dire che mi sembrava che nel secondo tempo aveste preso ancora più posizione e così è stato, perché li avete ulteriormente bloccati. E siamo andati, riuscivamo anche perché le punte hanno fatto un grosso lavoro in fase di pressione. Abbiamo preso questo calcio d'angolo, siamo riusciti ad andare in vantaggio e là dopo avevamo fatto qualche buona azione per andare a concludere ancora e dopo sul 2-0 è stato più semplice. È stato più semplice, adesso questi 3 punti danno e fanno lavorare un po' in tranquillità, no? Ancora di più. Ma io credo che la tranquillità in questo girone non ci sia mai. Adesso non ho visto ancora tutti i risultati, però lo sappiamo che dobbiamo essere sempre di più al 100%, perché se molliamo qualcosa, se regaliamo qualcosa, sappiamo che dura a riprendere la partita. E dunque questa è la strada, la sanno tutti quanti, la sappiamo tutti quanti e dobbiamo continuare così. Abbiamo visto un Canzian punta inedito, insomma un esterno alto, altissimo in certe occasioni. No, Alex secondo me era un po' stanco, aveva sbagliato qualche palla, ma avevo bisogno di uno che rientrasse di più, che ripartisse e pian pianino doveva trovare gamba anche lui, perché è fuori da tanto, e senza andare a rischiare con una terza punta ho preferito fare sta scelta. Domenica Nervesa? Non cambia niente. Cambia che acquistiamo più fiducia, queste vittorie portano questo, però sì, dobbiamo lavorare tutta la settimana per far sì di trovarci pronti alla domenica. Bocca al lupo. Grazie a voi. E Della Bella ha parlato bene, con questa possibilità di cominciare una striscia positiva. Si continua domenica in casa al D'Agostin contro il Nervesa della Battaglia. Allora passiamo adesso al basket. La Serie A1 femminile vede in campo quest'oggi Ragusa-Venezia per concludere un po' il giro, vedendo lo Schio vincente 84-59 a Vigarano e il San Martino di Lupari vincente in casa contro Lucca per 83-69. Chiude il trittico il Venezia appunto questa sera. La TVB Treviso Basket a Piacenza ha vinto per 92-79 al termine di un buon match che conferma ulteriormente la solidità della compagine di Max Menetti, che andiamo a sentire in questo servizio che ci è fornito direttamente dalla società trevigiana. Naturalmente la cosa più importante di oggi era la prima trasferta, come immaginavo ricca di insidie, soprattutto in quello che era l'impatto con
una partita lontano da Treviso che contasse, quindi la cosa più importante era portare a casa 2 punti, portiamo a casa anche tante cose buone, di sicuro una grande analisi dovremmo farla sul primo quarto perché è stato veramente pessimo, sono i classici primi quarti che poi dopo in altre situazioni o se per caso non riesci a prendere il ritmo come abbiamo fatto poi bene, sono le classiche situazioni dove 10 minuti, 6 minuti, 5 minuti di impatto sulla partita poi ti costano tutta la gara e dopo perché rincorri, poi perché naturalmente dai fiducia agli avversari, cosa che poi è successa perché comunque Piacenza ci è rimasta sempre attaccata, abbiamo dovuto fare un lavoro nei quarti centrali veramente ottimo a livello difensivo e abbiamo dovuto giocare veramente una partita per 26-27 minuti dopo veramente di grande sostanza. Quindi sapevamo, sono 2 punti importanti, sappiamo benissimo quel tipo di percorso e soprattutto anche tutti i nostri margini di miglioramento e soprattutto cominciamo anche a conoscere bene i difetti di questa squadra. Quindi l'importante sono i 2 punti, avere ancora un metodo di analisi soprattutto come ho detto nell'impatto della partita e poi dopo continuare a prepararci e cercare di migliorare. Ecco coach, alla lunga durante il match è uscita anche l'intelligenza della squadra nel saper soffrire all'inizio, poi con calma trovando in Waynes, ma in tutta la squadra come protagonisti il metodo e le soluzioni per uscire e vincere il gioco. Più che soffrire all'inizio dormivamo, che è una cosa un po' diversa, quindi invece di soffrire era dormire, di sicuro è una cosa che non possiamo permetterci di fare perché ci sta l'impatto della squadra di casa che gioca un grande quarto ma dall'altra parte abbiamo fatto degli errori imperdonabili, quindi di sicuro su questo avremo bisogno di lavorare sempre. Dopo ci siamo rimboccati le maniche come abbiamo fatto in tutto questo precampionato e come è un po' il nostro marchio di fabbrica, noi nel momento in cui cominciamo a essere solidi dietro e dopo automaticamente giochiamo con una certa scioltezza e un certo ritmo in attacco e questo è quello di cui abbiamo bisogno. Poi dopo è venuto degli sprazzi di Malik, dopo sono venuti degli sprazzi un po' di tutti perché dopo abbiamo giocato una partita interpretando il ritmo della partita veramente nella maniera giusta, cioè difendendo forte e attaccando i possessi in contropiede oppure cercando di muovere la palla e attaccare la loro area. Ecco, dopo la partita nel momento in cui sei connesso è un po' più facile interpretarla, quando invece non sei connesso dopo diventa veramente difficile, ecco, quindi per questo i primi 6-7 minuti sono 6-7 minuti che si devono far ben riflettere. Questo Benetti e naturalmente prossimo match importantissimo, ore 12 al Palaverde, si gioca domenica prossima contro Fortitudo e quindi già per delineare una strategia e capire che cosa succederà in questo campionato. Già le 2 squadre di fronte per dividersi la vetta e vedere quello che capiterà appunto. Si gioca al Palaverde alle ore 12, vi ripeto nuovamente. Il Ponzano Basket invece femminile di Serie A2 ha perduto in trasferta a Bolzano e adesso è arrivata ieri sera proprio Gloria Vian, nuovo rinforzo per la squadra. Ci saranno 2 settimane di incontri casalinghi con la possibilità di recuperare quindi il tempo e le batoste, le 2 batoste fino adesso subite, una in casa e una fuori casa. Per quanto riguarda la Ruker, invece la Ruker ieri ne abbiamo parlato con l'intervista a Mian, avete sentito, tutto bene, grande prestazione perché grande cuore, ma soprattutto grande possibilità di fare un bel campionato anche in questa Serie B. Contro l'Urania Milano ha vinto al photo finish per di un punto, 70-69, ma quello che rende contento Mian è la grinta e soprattutto il tiro da 3 che ha funzionato molto molto bene. Andiamo a dare un'occhiata anche alla Serie C Gold dove questi sono stati i risultati. Padova batte Murano 94-85, Caorle perde in casa da Mestre 81-73, Corno di Rosazzo batte Garcia Moreno 88-57, Trieste batte Udine 78-61, a Montebelluna Team Riese passa e vince 71-69 contro il Montebelluna, Oderzo liquida lo Jesolo 79-73, perde purtroppo Vigor Conegliano a Bassano per 81-65 e Verona batte Monfalcone, anzi il contrario scusatemi, Monfalcone batte Verona a Verona 75-74. Domani un'occhiata alla C Silver e alla Serie D trevigiana.
Parliamo di Imoco Volley Conegliano, ne abbiamo accennato in precedenza parlando di Mazzanti e della nazionale con le nostre tre. L'Imoco ha vinto il torneo di Cuneo contro Scandicci, ha visto bloccarsi però nella stessa giornata, eccola qui, la palleggiatrice, la seconda palleggiatrice Marta Bechis, che adesso è ferma per un problema al polpaccio. Giocherà naturalmente e sarà, si spera naturalmente, in panchina dal 27, quando comincerà il campionato contro Casalmaggiore al Palaverde. Parliamo di Benetton Rugby ora con questa vittoria contro Grenoble che ha soddisfatto l'ambiente, che ha soddisfatto i tifosi, che ha soddisfatto Crawley, che ha soddisfatto naturalmente tutti coloro che guardano e vogliono questa challenge, una importante coppa che ci trascinerà e trascinerà la formazione appunto di Crawley avanti tra il campionato e tra la coppa, avanti nella stagione. Andiamo a sentire Federico Ruzza ai nostri microfoni, che tra l'altro ha timbrato anche una meta sabato, e allora sentiamolo. Vittoria cercata, voluta e meritata. Sì, abbiamo giocato molto bene a tratti, abbiamo creato molto e non concretizzato quanto forse meritavamo. Siamo stati, diciamo, un po' poco cinici nel primo tempo, abbiamo buttato via qualche pallone, ci siamo fatti un po' ingolosire da qualche offload così, che se riescono bravi, però non sempre vengono al 100%, quindi qualche palla 50 buttata via e abbiamo raccolto tardi magari i punti che potevamo fare nel primo tempo, però la prestazione è stata buona sicuramente. Se vogliamo trovare un lato meno positivo, forse un po' la disciplina, gli abbiamo dato un po' troppe occasioni a loro attraverso dei falli nostri, e questa è un po' la pecca di oggi, qualche pallone di troppo buttato via e qualche fallo di troppo, però per il resto direi che la prestazione è stata positiva. Sicuramente la competizione è importante e il girone è complicato perché sono due francesi e un inglese, e è dura contro queste squadre, soprattutto andare lì da loro. Iniziare col piede giusto era importante, abbiamo fatto 5 punti e sicuramente è un inizio positivo, e questo può darci un po' di fiducia in più rispetto a prima. Ho sentito un applauso dagli spogliatoi. Che ha detto Crawley? Contento? Sì, ha detto di mettere un po' di musica. E Alan? Alan ha fatto sicuramente una gran partita, soprattutto il secondo tempo. 2 spunti suoi hanno cambiato la partita, perché quelle 2 mete lì c'è dato l'inerzia giusta per finire bene per iniziare e finire bene il secondo tempo. Grazie Tommy. Miglior uomo Allan, che tra l'altro ci è rimasto un pochino male, eravamo dietro le quinte, lui è stato premiato come miglior man of the match, no? Migliore giocatore del match, e alle parole di Marco Bergamasco che lo stava intervistando, dice, poi uscendo dall'intervista, dice: ma non c'è nemmeno un premio? Ci è rimasto un pochino male, ma giustamente, perché qualcosa insomma meritava, man of the match in una gran partita con 2 mete e poi una grande prestazione la sua. Concludiamo, visto che ieri avevamo parlato di Serie A maschile e femminile, concludiamo occupandoci sempre del rugby per la Serie B. Doppla Casale batte Riviera 86-3, a Mogliano Cuspadova batte Mogliano Rugby 28-9, e poi abbiamo la vittoria di Rubano contro l'Iniziativa Rugby Villorba per 13-12. In Serie C1 Conegliano perde in casa da Pordenone 37-8, Feltre batte Rugby Piave 36-7 e Belluno batte Castellana 23-0. In C2 Favaro Montebelluna batte Rosolina 45-0, Amatori Silea 3, Frassinelle 19, mentre è stata rinviata la gara tra Pedemontana Livenza ed Oderzo. È tutto per il nostro appuntamento classico giornaliero con lo sport su venetoglobe.com. La nostra web tv è a vostra disposizione attraverso il sito www.venetoglobe.com. In modalità on demand trovate tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre interviste, le nostre telecronache. A tutti voi, buona serata.